Pace a tutti, io sono Milvia e vorrei condividere con voi questa poesia intitolata È troppo bello. È troppo bello, sia lode a Gesù, che un prezzo di sangue pagato ha per noi morte creature, serventi al peccato, ma ci ha riscattati e ci ha liberati. In Lui siamo rinati per vivere a Dio. È troppo bello per essere vero, eppure è vero, sia lode a Gesù, che a noi ha mostrato l'amore del Padre, che ci ha conosciuti e a noi si è svelato, noi vasi insipienti, ribelli al vasaio, eppure ci ama, eppure ci brama, eppure ci vuole riprendere a sé. È troppo bello che il Dio creatore su noi si è chinato e tutto ci ha dato, ci parla, ci ascolta, ci dona di sé, lo spirito suo che vuol vivere in noi. È troppo bello per essere vero, eppure è vero, sia lode a Gesù. È troppo bello che sempre risponde ad un cuore affranto che torna da Lui. È troppo bello che nulla rinfaccia, ma allarga le braccia e fa festa per noi. È troppo bello che sempre ci ascolta, che ci asciuga il pianto e guarisce e dà pace. È troppo bello per essere vero, eppure è vero, sia lode a Gesù, che presto ritorna con gli angeli suoi, così che saremo in eterno con Lui. Amen. Pace nel Signore, che Dio vi benedica, che benedizione. Questo è il giorno fatto dal Signore, che possiamo gioire con tutto il nostro cuore, ringraziando Dio per questa opportunità, per questa mattina. Tutti i giorni noi abbiamo l'opportunità di riconoscere la grandezza di questo Dio, il Dio creatore, il Signore, Lui che ha fatto i cieli, la terra, Lui che ha creato tutte le cose, inclusive gli uomini. La grandezza di questo Dio, il profeta Isaia dice che il cielo è il suo trono e la terra è la polvere dei suoi piedi. Cari miei, stiamo iniziando la preghiera del mattino e questo è un programma delle Shea Adamit, Chiese Evangeliche, Assemblee di Dio, Arca Missionaria Italiane. Gloria a Dio per questa opportunità. Io sono il pastore Victor Lopes, sono il pastore di questa missione delle chiese Shea Adamit, delle Shea Adamit, per la grazia e misericordia di Dio, e sono qui con voi stamattina per adorare il santo nome di Gesù. Vorrei lasciarvi il canale di WhatsApp dove potete contattarci, mandare la vostra richiesta di preghiera 351 360 4320. Questo è il nostro WhatsApp e potete contattarci mandando la vostra richiesta di preghiera, mandando anche la testimonianza di quello che il Signore ha fatto. Potete anche contattarci per conoscerci, per darci un suggerimento. Quindi avete libertà tramite questo canale per parlare con noi direttamente. Che Dio vi benedica. Vorrei mandare un abbraccio a tutti i nostri fratelli che sono in diretta con noi stamattina e vorrei anche mandare un abbraccio speciale
ai fratelli di Shead Amit del settore 1, del settore 2 e del settore 3. Un abbraccio grande. Chi non conosce i nostri settori ecclesiastici, potete cercare su Instagram. Abbiamo 3 profili su Instagram: Shead Amit settore 01, Shead Amit settore 02 e Shead Amit settore 03, che comprendono tutta la missione sul territorio italiano. Che Dio benedica i nostri missionari che sono in ogni base missionaria, portando la parola del Signore, portando vita, speranza, gioia e pace. Che il Signore vi benedica abbondantemente. Continuiamo esta mattina con le preghiere. Vorrei anche mandare un abbraccio a tutti i fratelli che sono in Italia, dal nord al sud d'Italia, e quelli che sono fuori Italia. Vorrei mandare un abbraccio a los hermanos di Spagna, ai fratelli che sono in Inghilterra, che sono in Svezia, la nostra missionaria Mirella. Vorrei mandare un abbraccio alla missionaria Mirella, che sarà da noi questo fine mese partecipando della conferenza missionaria qua. Ecco, vorrei invitarvi a partecipare di questa conferenza missionaria. Prendete appunti per questa conferenza, mettete nella vostra agenda questi 2 giorni, 1 e 2 novembre, avremo la conferenza missionaria 2024 con il tema Tempo di restaurazione, ubbidendo per servire. Il tema è dentro il testo di Ezechiele capitolo 37, che parla della restaurazione di Israele, quando il Signore ha promesso di restaurare quel popolo che era lì morto, sepolcro e senza speranza. Dio è lo stesso ieri, oggi e per sempre, e la sua voglia è che tutti siano salvati e che vengano alla piena conoscenza del Signore, suo Figlio, nostro Dio. Che Dio vi benedica. Vorrei ringraziare anche i fratelli che cooperano, che offrono, che contribuiscono, che donano per la manutenzione di quest'opera missionaria. Che Dio vi benedica. La nostra gratitudine a tutti i nostri fratelli che sono mantenitori di questa missione. Un abbraccio grande, la mia gratitudine, la mia preghiera perché il Signore vi faccia abbondare 100 volte e per fine la vita eterna. Che Dio vi benedica abbondantemente in nome di Gesù. Vorrei anche dirvi che questo sabato, il 12 ottobre, presso la base missionaria di Scandisci, la base è la base di Scandicci, ma è in via San Giusto, numero 2, Firenze Torregali, vicino all'ospedale di Torregali. Perché questa base è base di Scandicci? Perché fa frontiera con Scandicci, con la città di Scandicci. È il confine della città di Firenze e l'inizio della città di Scandicci. Quindi per questo è la base missionaria di Scandicci. Vorrei invitarvi 12 ottobre, questo sabato alle 19:30, per una serata gastronomica per beneficenza. Tutti noi saremo uniti per la missione a Monte Cerboli Pomarance e avremo quella serata gastronomica per beneficenza, dove tutto che noi raccoglieremo lì, tu che porterai la tua offerta missionaria, ogni persona che andrà lì, noi raccoglieremo quella offerta per portare il 16, dove faremo un passo molto importante per la missione a Monte Cerboli Pomarance. E vorrei chiedervi che state uniti con me in preghiera, ma partecipi di questo progetto. Se tu non puoi venire, ma puoi fare la tua offerta, puoi mandare la tua offerta, perché a volte alcuni sono molto lontani, ma possono partecipare. E vorrei ringraziare a tutti che saranno con noi uniti in preghiera e in azione per questa causa
che è il Vangelo a Pomarance nella frazione di Montiscerboli. Il 16 avremo un passo importante di acquisto per quello posto della struttura dove servirà i missionari, i giovani che studieranno missione per diventare missionari lì, e quindi serve già per la Chiesa, e abbiamo tanti altri progetti per quel palazzo. Quindi vorrei ringraziarvi, voi che partecipate con noi. Preghiamo al Signore per ogni richiesta di preghiera. Continuiamo in preghiera per Massimiliano. Dio è grande. Oggi il Signore ti invita a contemplare la sua grandezza. A volte noi siamo inchinati a vedere soltanto le tragedie, le notizie brutte, le cose che succedono nel mondo, ma il Signore ti invita stamattina a guardare la sua grandezza. L'autore agli Ebrei ci dice che noi dobbiamo avere gli occhi fissi su Gesù, autore e compitore della nostra fede. Quindi io stamattina, in nome di Gesù, vi invito a rivolgere il vostro sguardo verso il Cristo, il Signore, perché non veniamo a inciampare. Mi fa ricordare il mio zio, è un zio molto assente, ma ha lasciato qualcosa di buono per me. Questo zio, che è il fratello della mia mamma, quando ero un ragazzino, un bambino, ho guadagnato una bici della mia zia, la sorella della mia mamma. Ma la zia non poteva insegnarmi, mi ha dato una bici, ma io non sapevo guidare la bici. E provavo a guidare, ma non avevo equilibrio e cascavo. E mi ricordo come fosse adesso. Il mio zio è venuto, mi ha alzato e ha detto: Victor, per guidare la bici non si può guardare per terra. Io ho osservato che tu, quando sei sulla bici, tu stai a guardare per terra. E chi guida la bici non può guardare né la gomma né per terra. Deve avere lo sguardo dritto. Una visione ampla, amplificata. Prova di nuovo e non guarda più né il pavimento né la gomma. Occhi fissi diritto su orizzonte. Ho detto va bene. E nella prima prova io non mi sono cascato più. Lui non è che stava a tenermi in bici dicendo vai, no. Lui mi ha detto fai così, mi ha insegnato. Questo fratello mi è servito molto di esempio per la mia vita, perché molte volte vogliamo adoperare un oggetto senza leggere il manuale di istruzione operativo, e noi abbiamo un manuale operativo. La parola di Dio è il manuale operativo e noi dobbiamo leggerla, noi dobbiamo osservarla, meditare, perché una volta che noi leggiamo non causeremo danni, non cascheremo, e se per caso qualcosa non andrà bene, c'è anche la soluzione qua. Quindi non è che Dio verrà per tenerti e dire guarda, stai qua che io ti sto tenendo su questa bici come
pensavo che faceva mio zio. Lui diceva: alzati e vai, io sarò qui. E io pensavo, no, lui sarà qui, e però lui correva dietro, ma non teneva la bici, correva dietro e diceva: vai, vai, non guardare il pavimento, non guardare la gomma, guarda l'orizzonte. E io ero lì a guidare. E a un certo punto io, quando ho fatto un giro, ho visto lui che era da un'altra parte, ho detto: ma non sei qua con me a tenermi, non hai bisogno, hai già imparato, io sono qui comunque. Il Signore sta dicendo: tu non hai bisogno che io ti tratti come un bambino, perché tu sai guidare. Allora vai, fai come io ti ho comandato, come io ti ho insegnato. Io sono qui comunque, ti sto guardando, se tu hai bisogno, eccomi qua, ma vai, la mia presenza è qui. Il Signore ti sta dicendo: tu sai cosa devi fare. Se tu non vuoi avere un oggetto inutile, come uno che non sa guidare la bici ce l'ha, è inutilmente averla. Ma se segui l'istruzione, guiderà bene la bici. Il Signore ci sta parlando questa mattina. Non sia una persona ferma per causa della paura, perché Dio ti dà intelligenza, saggezza. Dio amplifica il tuo sguardo perché tu possa vedere l'orizzonte, non soltanto il pavimento e la gomma. Non guardare ciò che ti fa cadere, non guardare ciò che ti fa cascare, non guardare ciò che ti fa fermarsi. Guarda l'orizzonte più avanti. C'è una canzone che dice: ha un tesoro alla fine della strada di questa vita, egli è la ragione del mio vivere. Cristo è il mio tesoro, è la ragione per cui io vivo, e sarà per sempre fino alla fine. Amen. È Lui la ragione. Guarda l'orizzonte, guarda più avanti, c'è speranza. Tu non rimarrai fermo se tu rivolgi il tuo sguardo verso l'orizzonte di Dio. Preghiamo in nome di Gesù. Padre, siamo qua stamattina, Signore, vogliamo ringraziarti per questa opportunità. Grazie, Padre mio, grazie, Dio creatore, grazie, Signore della mia vita, grazie perché abbiamo avuto questa opportunità, questo giorno in più. Oh Signore, quante persone sono andate a dormire e non si sono svegliati più. È stata la fine per loro di questa vita. E magari loro hanno avuto l'opportunità di credere con il cuore, confessare con la bocca e seguono la strada dell'eternità con te. Ma tanti, Signore, non hanno desiderato, non hanno voluto e hanno chiuso il cuore come quel che era accanto alla croce e che non ha creduto. Anzi, bestemmiava e diceva: se tu sei veramente il Cristo, scenda di questa croce. Ma quell'altro diceva: non dire questo, non vedi che quello è il figlio di Dio? Oh Signore, quando entrare nel tuo regno, ricordati di me. E in quel momento Gesù ha risposto a quell'uomo: grande è la tua fede, oggi stesso starai con me nel mio regno. Signore, grazie perché ci hai fatto partecipe del tuo regno in questo mondo e che saremo ancora per l'eternità nel tuo regno. Signore, vorrei stamattina ringraziarti per la salvezza. Ecco,
per Yeshua, la nostra salvezza. Gesù Cristo, il nostro Signore. L'offerta pura, santa che hai offerto in croce per l'espiazione del peccato, dei peccati. Oh Signore, Padre mio, è in questo nome, il nome che è al di sopra ogni nome, che io ti prego, in nome di Gesù stamattina. Ti prego per la restaurazione spirituale di questo paese. Ti prego per il risveglio spirituale di questa nazione. Ti prego per un grande ravvedimento, confissione di peccato. Signore, ti prego per una fede concreta, solida. Ti prego, Signore, per l'abbandono agli idoli. Ti prego, Signore, per quelli che sono superstiziosi e credono a una pietra, a un colore, che credono a una cosa, un oggetto. No. L'Apostolo Paolo era in Atena quando contemplava tutti gli altari, un paese poligamico, un paese politeista, dove diversi altari erano lì, ma c'era un altare che c'era scritto al Dio sconosciuto, che nessuno ha potuto fare sua immagine, che nessuno ha potuto disegnarlo, modellarlo, scoprirlo, crearlo. No, non è venuto da un pensiero, da una immagine che qualcuno ha avuto. No, no. Non è stato fatto per mani di uomini, non è stato fatto né con argilla, né con gesso, né con ferro, né con marmo. Non si rompe, non casca. Non è guidato dentro una macchina, non è portato sulla spalla delle persone. No, no. Un Dio sconosciuto, invisibile. Così sei tu. Tu sei spirito e nessuno può disegnarti. Ma non è perché non hai una scultura che sei meno o sei debole, anzi, tu sei l'unico Dio Padre. E ci sei rivelato fra gli uomini tramite Emanuele, Dio con noi, Gesù Cristo, il tuo figlio nato dalla Vergine Maria, che è venuto per salvare il popolo, il suo popolo del peccato, e noi siamo diventati popolo tuo perché eravamo rami d'ulivo selvatici, ma tu ci hai messo alla vite, all'ulivo. Tu ci hai inertati all'ulivo e siamo partecipi adesso come fosse uno in te e come siamo uno in te. Come tu sei uno con il Padre, siamo uno in te. Grazie Gesù. Grazie della nostra salvezza, dei perdoni dei nostri peccati e grazie della speranza che ci dai, che la momentanea afflizione che affrontiamo non si paragona alla gloria che verrà, che ci sta preparata con gli angeli suoi, in eterno con te, Signore, goderemo l'eternità. E il tuo giorno è vicino, il giorno del Signore è vicino, dove verrai sulle nuvole e rapirai la tua chiesa. Non la chiesa di pastore X, di pastore Z, di pastore G, di pastore H, no. Alleluia! Tu verrai, Signore, per portare con te
la tua Chiesa, il tuo popolo, chiunque ha creduto, ha confessato, andrà in quel grande giorno con te. E saranno aperti, alleluia, saranno aperti i sigilli, i nomi saranno letti. Ecco, Victor, Maria, Pietro, Isacco, ecco, Signore, Maranatha, ora vieni, Signore Gesù. Siamo in attesa tua e la nostra speranza è questa, del tuo ritorno. E la tua parola dice che chi è puro si purifichi ancora. Chi è santo si santifichi ancora. E noi vogliamo vivere questo tempo di restaurazione, Signore. Ci restaura completamente, perché in quel giorno saremo al completo restaurati e riceveremo un corpo glorificato. Questo corpo mortale non sarà rivestito di immortalità. Questo corpo corruttibile sarà rivestito di incorruttibilità. Alleluia! Alleluia! Gloria! La speranza del tuo popolo è il tuo ritorno, Signore. La speranza del tuo popolo è il tuo ritorno, perché tu ci hai detto, non turbate i vostri cuori. Alleluia! Gloria al Signore, tu che sei senza speranza, ricordati, rinnovati nella speranza che Gesù Cristo ci ha dato, che tornerà. Alleluia. E la parola dice, Signore, che tu ci hai detto, non turbate i vostri cuori, credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, e se non fossi così non vi avrei detto, io vado e vi preparerò posti, perché dove sarò io sarete anche voi. Signore, noi desideriamo questo giorno. Paolo ha scritto ai Tessalonicesi: non siate ignoranti quanto a coloro che dormono, a quelli che sono morti in Cristo, ossia quelli che hanno creduto, che hanno confessato, ma hanno vissuto questa morte di questo corpo. Questi saranno risuscitati per prima. Il mare dovrà restituire i suoi morti, la terra dovrà restituire i suoi morti, il fuoco dovrà restituire i suoi morti. Alleluia! Saranno restituiti, risuscitati e riceveranno il corpo glorificato e noi saremo trasformati. Signore, siamo qua stamattina che ti glorifichiamo in questa speranza. Noi non siamo come coloro che non hanno speranza, che vacillano per la perdizione e per la morte eterna, ma noi siamo il popolo che abbiamo creduto, che abbiamo confessato, e vorrei chiederti stamattina che questo popolo cresca ancora e che queste persone che ancora non credono possano credere, confessare Gesù Cristo come Signore e Salvatore della loro vita. Spirito Santo, sei tu che convince l'uomo di peccato, di giustizia e di giudizio, e vorrei chiederti, Spirito Santo, che tramite il messaggio, tramite la preghiera, tramite la nostra testimonianza, queste persone, questo mondo, questa città, questo paese, questo continente sia salvato, Signore, in nome di Gesù, Padre. Ti prego che lo Spirito Santo possa agire esta mattina in ogni vita, in quelli che hanno ricevuto un volantino, in quello che ha sentito una canzone, in quello che vedi su YouTube, su Facebook, su Instagram, sulle piattaforme
digitale, sulla radio, sulla strada, su un mezzo pubblico. Signore, apre le porte di salvezza nelle case, entra nelle case, Signore. Entra nelle case e fa dimora in ogni famiglia, perché quella famiglia sia salvata, trasformata e abbia speranza di vita eterna, perché è per questo che tu sei morto in croce, per perdonare i peccati e per darci vita eterna. Ti ringraziamo stamattina, ti prego, Signore, per ogni bisogno, ogni necessità, ogni richiesta che abbiamo ricevuto, Signore, che tu possa agire stamattina, che tu possa, Signore, in nome di Gesù operare in ogni situazione, sia di malattia, sia di ribellione, sia di chiusura, sia di depressione, sia di paura, di ogni situazione tu hai il controllo, Signore. Noi perdiamo il controllo. Noi perdiamo il controllo, ma tu hai il controllo di ogni cosa. Noi, Signore, vacilliamo, abbiamo paura, ma tu no. Ci circonda con un muro di fuoco oggi. Dà ordine ai tuoi angeli perché possano proteggerci, per portarci messaggi. Signore, ravviva la tua opera dentro noi. Pulisce i nostri cuori con tuo sangue, la nostra mente, il nostro corpo. Signore, in nome di Gesù, noi sgridiamo Satana nella vita delle persone, noi sgridiamo i demoni, Signore, territoriali, che abitano in questa città, che abitano in quella casa, che abitano in quella famiglia, quei demoni che sono stati portati per una tradizione familiare, per un oggetto che c'è dentro casa. Alleluia! Oh, Signore, noi non abbiamo bisogno di niente per proteggerci, noi non abbiamo bisogno di niente per portarci fortuna, noi non abbiamo... Tu sei completo in noi, tu sei sufficiente per noi, tu sei colui che ci dà, che ci protegge. Ah, Signore, che possiamo hoje, Signore, mandare via di dentro la nostra casa ogni oggetto mistico, che tu non sei lì in quell'oggetto e non hai bisogno di quello. A volte le persone mettono un collare con un corno, con i peperoncini o con una mano così per proteggere, per liberare. Signore, allora diciamo che il tuo nome non serve, tuo nome non è potente, perché se abbiamo bisogno di queste cose, perché credere a Cristo, al Signore, se abbiamo bisogno di un oggetto, di una testa d'aglio, di un chicco d'aglio, di un sale, un bicchiere d'acqua, di una immagine. Non abbiamo bisogno, Signore, perché il tuo nome, alleluia, è il tuo nome, Signore. Il tuo nome è potente. Tu hai detto ai discepoli: andate nel mio nome, scaccerete i demoni, guarite i malati. Signore, è nel tuo nome che siamo qua stamattina. In nome di Gesù siamo qua stamattina. E sgridiamo questa malattia, sgridiamo questo spirito di paura, questo spirito di pazzia, questa depressione, questo spirito di morte. Noi sgridiamo in nome di Gesù. Questo spirito di miseria, di povertà, noi sgridiamo in nome di Gesù. Non è la povertà che sto parlando, non è la prosperità di ricchezza. Sto dicendo che sgrido lo spirito di miseria, uno che non è mai soddisfatto, guadagna e non ha mai. Non è mai sufficiente quello che guadagna, che riceve. Questo è uno spirito di miseria che abita in quella famiglia, in quella casa, e io vorrei sgridarlo in nome di Gesù.
In nome di Gesù. Stabilisce il tuo trono, Signore. Noi ti introniamo in nostra vita, in nostra casa, in nostra famiglia, nei nostri negozi, nella nostra vita economica. Noi ti introniamo, Signore. Regna, governa, Signore. Ti prego per i bambini, ti prego per le famiglie che le donne ti servono e che gli uomini ancora non ti servono. Ti prego per questi uomini che ancora non hanno confessato te come Signore e Salvatore, che non hanno una fede concreta e che dovevano fare sacerdoti della sua casa e non lo fanno. E ti prego oggi di avere un incontro particolare con quest'uomo, con questa donna, in nome di Gesù, Signore. Con questo figlio ribelle, ti prego di avere un incontro particolare con questo figlio ribelle, Signore. In nome di Gesù. Ti prego per la conferenza missionaria, per questi giorni che saranno 1 e 2 novembre, che tu possa operare in mezzo a noi. Ti prego, Signore, anche per la serata gastronomica di sabato, che possiamo, Signore, arrivare alla cifra che abbiamo bisogno per Pomarance. Tu sai, Signore, la necessità e tu sai dove tu puoi, con chi tu parli. Come tu farai, io ti ringrazierò, perché so che tu provvederai ogni cosa, perché non siamo a fare niente per noi, siamo a fare per il tuo regno. E credo, Signore, che tu che hai iniziato l'opera lì porterai fino alla fine e che non saremo svergognati i 16, anzi ci sederemo in quella sedia e firmeremo quel documento, pagheremo quella cifra e glorificheremo insieme il tuo nome, perché tu sei grande. Ti prego per gli anziani della Chiesa, ti prego per i missionari, ti prego, Signore, per i diaconi, per i cooperatori, ti prego per i volontari del progetto Non Sei Solo, ti prego per tutto il progetto Non Sei Solo, manda operai, Signore. Ti prego per il vivaio missionario, Signore, che tu possa capacitare questi ragazzi che stanno studiando, Signore, per fare missionari. Signore, che loro possano essere veramente missionari, consegnare la loro vita a te. Ti prego, Signore, che questo nuovo anno del vivaio possiamo avere altri nuovi alunni e che loro possano seguire questo progetto del vivaio missionario, diventando missionari per la gloria del tuo nome. Ti ringrazio, Signore, per questa mattina. Ogni richiesta, anche se non ho parlato, ma è nel mio cuore e desidero che tu operi, Signore, nella vita dei miei fratelli, che tu possa rispondere alla nostra preghiera e che tu possa operare in questa nazione potentemente, che noi, le Shedamit, possiamo essere anche strumenti di crescita del tuo regno in questo mondo, in questa città, in questo paese. In nome di Gesù, Signore, ti prego stamattina anche per il mio pastore Roberto, per la missionaria Irassi, tutta la famiglia e per tutti i cooperatori che sono in Europa, per il fratello Marco di Spagna, per la missionaria Mirella di Svezia. Ti ringrazio, Signore, per i miei fratelli che cooperano nella tua opera. Ti ringrazio per quelli che sono in altri paesi, in Germania, Albania, Romania, Grecia. Signore, ti prego che tu possa mandare uomini idonei per fare la tua opera. In nome di Gesù. Amen e amen. Gloria a Dio. Per adorarti, Signore, per adorarti, Signore, la ragione per cui vivo è adorarti, Signore. Leggiamo Salmo 15 stamattina. O Signore, chi dimorerà nella tua tenda? Chi abiterà sul tuo santo monte? Colui che è puro e agisce con giustizia e dice la verità come l'ha nel cuore.
che non calunnia con la sua lingua, né fa male alcuno al suo vicino, né insulta il suo prossimo. Agli occhi suoi è spregevole il malvagio, ma egli onora quelli che temono il Signore. Se anche ha giurato a suo danno, non cambia. Non dà il suo denaro a usura, né accetta regali a danno dell'innocente. Chi agisce così non sarà mai smosso. Fratelli, chi dimorerà nella tua tenda? Oggi abbiamo parlato nella preghiera della promessa, della speranza di ogni credente. Gesù ci ha detto: non turbate i vostri cuori, credete in Dio, credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, e se non fossi così non vi avrei detto. Vado per prepararvi posti e torno, perché dove sarò io sarete anche voi. Chi dimorerà nella tua tenda? Chi abiterà sul tuo santo monte? E qui c'è una ricetta, un consiglio. Tu che agisci con ingiustizia, che non parli la verità, tu che calunni il tuo fratello, una persona, tu che fai il male al tuo vicino, ma io non faccio. Interessante è che la lingua è un strumento che l'apostolo Giacomo, che era fratello di Gesù, ci ha raccomandato di fare attenzione con la lingua. Giacomo 3 dice: fratelli miei, non siate in molti a fare da maestri, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio, poiché manchiamo tutti in molte cose. Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Se mettiamo il freno in bocca ai cavalli perché ci ubbidiscano, noi possiamo guidare anche tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e siano spinte da venti impetuosi, sono guidate da un piccolo timone, dovunque vuole il timoniere. Così anche la lingua è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. Osservate, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità. Posta com'è fra le nostre membra, contamina tutto il corpo e contamina tutto il corpo e infiammata dalla geenna, dà fuoco al ciclo della vita. Ogni specie di bestie, uccelli, rettili e animali marini si può domare ed è stata domata dalla razza umana, ma la lingua nessun uomo la può domare. È un male continuo, è piena di veleno mortale. Con essa benediciamo il Signore e Padre, e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla medesima bocca escono benedizione e maledizione. Fratelli miei, non deve essere così. La sorgente getta fosse dalla medesima apertura il dolce e l'amaro? Può forse, fratelli miei, un fico produrre olive o una vite fichi? Neppure una sorgente salata può dare acqua dolce. Perché ho voluto leggere questo? Perché quando parliamo chi dimorerà, chi abiterà nella tenda, nel monte di Dio, la prima cosa che il salmista parla è della maledicenza,
del peccato della lingua. E ci sono molte persone che non rubano, che non uccidono, che non ammassano, ma che parlano troppo, parlano male e causano danni severi. Ti consiglio a domare la tua lingua, a domarci la nostra lingua, perché possiamo non peccare e dimorare nella tenda di Dio. Ti auguro una giornata benedetta, un weekend benedetto nella presenza del Signore. E stasera alle 7 abbiamo lo studio biblico a Firenze, via Il Prato 40 Rosso, e vorrei invitarvi a partecipare della preghiera e dello studio biblico stasera alle 19. E ogni giorno alle 22 abbiamo un incontro di preghiera, è un incontro veloce, e vorrei invitarvi a partecipare. Te che ancora non partecipi di questo incontro di preghiera, ti organizzi col tempo e partecipi ogni giorno di questa preghiera. Su Google Meet, e tramite il canale di WhatsApp puoi fare la tua richiesta e dire: io voglio partecipare di questa preghiera ogni sera. Quindi non dimenticare, il nostro canale è 351 360 4320. Mandaci la tua richiesta dicendo: voglio partecipare della preghiera dalle 22, e così ti mando in quell'orario il link per partecipare della preghiera. Dio vi benedica, buona giornata in nome di Gesù. Questa è la preghiera del mattino.